Gennaro e Nando. Tu come ti chiami? Perciò da una parte abbiamo Raffaele che è molto giovane, da una parte abbiamo diciamo sessantenni, cinquantenni. Ho sbagliato, ho sbagliato, guaio, scusate. Anzi, io ho dato 60. Benissimo, io ho dato 7 anni in meno. E lei? 57? 56? Allora dai, però dobbiamo dire una cosa. Allora, mi avete chiamato, allora scusate, mi avete sentito chiamare Raffaele? Lui è mio fratello, è più grande. Ma io non ho chiamato Raffaele, ma perché a chiede sempre tocca? Raffaele si chiama lui. Allora, scusate, voglio sapere una cosa, Raffaele. Fermati un minuto. Raffaele, mi sta facendo vedere una confusione, vieni qua. Ti devo dire una cosa. Allora, Raffaele, non lo so perché io ho detto Nando e Gennaro, perché a chiede tu? Raffaele, ma io ho detto... Raffaele è giovane, ho detto. Quasi quasi stai perdendo tutti i capelli, allora vai là, lascia stare. Ti lava il cervello, no? Vabbè dai, belli capelli, dai, belli capelli. Vai col brano, vai. Allora, dai, belli capelli, dai. Vai. Le mani, le mani. Tiene i capelli ricci, occhi briganti o solo un faccio, ogni figliola s'abbiccia se overe passare. Una sigaretta in bocca, una mano in tasca e se ne va smargiando per tutta la città. Oh Saracino, oh Saracino, bello guaglione, oh Saracino, oh Saracino, tutte e ferma la panna fra, e belle facce, e belle mora. Grazie, allora avete visto, vi ho dedicato anche una canzone sia per